Ok, ci siamo, anche oggi ci siamo. Ciao a tutti ragazzi. Allora, prendiamo posizione, questi non ci servono. Adesso pian piano leggo tutti i vostri commenti qui da tablet, così ci iniziamo a divertire ragazzi. Oggi ci divertiamo. Allora. Abbassiamo il volume qui, se no mi torna indietro tutto l'eco. Ok. Allora ragazzi, ciao e buona domenica. Oggi questa domenica la passiamo all'insegna degli scacchi, come potete vedere. E bene, dai, ci divertiamo un pochettino a fare questa partita, giocheremo con i bianchi contro il computer. In realtà a livello 2002 non me lo fa selezionare, c'era solo 2150 e 2003. Ho preferito andare a 2150, quindi giocheremo contro il nero, che è il computer di chess.com, che se non erro sia Stockfish, penso. Quindi insomma c'è sempre da divertirsi quando si gioca contro un computer che chiaramente ne sa più di noi teoricamente parlando. Dovremo cercare di stupirlo con delle mosse. Ragazzi, allora, grande Claudio. Allora, con cosa apriamo? Dichiaro ufficialmente partita la sfida, in moto l'orologio anche se spento. E, anzi, sai che lo faccio andare? Vaffanbagno, lo faccio andare. Lo faccio andare, altrimenti sai cosa succede? Succede come l'altra volta che la partita esce infinita, e invece no, mettiamo un'ora a testa, dai. Così ho 30, 40, 50, 60. Ecco qui, un'ora a testa. Oh, va che bello. Ok, adesso in teoria. Ok, ragazzi, faccio ufficialmente partire. Via. Ok, vediamo un po' cosa mi suggerite come mosse. Di 4 e 4. L'altra volta come avevamo aperto? Sai, non mi ricordo cosa avevamo scelto. E C di 4, D di 4. Ok. Vabbè, dai, non perdiamo troppo tempo sulla prima mossa. Scegliamo un E4. L'altra volta, se non mi sbaglio, abbiamo aperto con un D4. Andiamo con E4. E il computer ci risponde con pedone 5. Mi sembra che non ci sia troppo da ragionare adesso, ragazzi. Cavallo F3, dice Luca. Questo lo mettiamo qui di fianco. D4, cattivissimo. F4, gambetto di re, D5, cavallo F3. Ragazzi, siamo i bianchi, vi ricordo che siamo i bianchi. Cavallo F3, sì, sono d'accordo di cavallo F3. Cavallo F3 assolutamente. Sì, mi ero dimenticato anche di far partire l'orologio. Cavallo F3 abbiamo detto. Cavallo F3. E lui gioca cavallo C6. Tocca a noi. Tocca a noi. Intanto che ragionate vado a prendere un sostegno per questo tablet. Così posso leggere bene i vostri commenti. Ecco qua. Oh, ma che figata. Perfetto. Allora, cavallo C3, alfiere C4, alfiere B5, B3. Ok ragazzi, andiamo abbastanza veloci nelle prime mosse, che ci sarà poi da ragionare dopo. Andiamo, sì, dai, alfiere B5 va bene. Alfiere B5. Tac.
A6 e ora facciamo la classica ritirata in A4. Alfiere in A4, sì, in A4, va bene, va bene. Cavallo F6. Adesso ragazzi, arrocco, tutti dicono arrocco, giustamente. Cavallo C3, arrocco. Vai, vai, si va di arrocco. Tac. Alfiere in C5. Sì, comunque con sto orologio mi sto rimanendo. Ok, alfiere C5 è stata la mossa dell'Ero. Ragazzi, adesso dobbiamo giocare bene, Attenzione che queste linee sono molto aggressive. D3, C3, qualcuno consiglia? Cavallo C3. Donna in E2. D3, C3. Ragazzi, secondo me bisogna scegliere fra D3 e C3. Anche torre 1 c'è, sì. Vabbè, dai, andiamo tranquilli, ragazzi. Andiamo tranquilli contro il computer che, sai, no, non si sa mai. Facciamo un D3, ragazzi. Andiamo tranquilli proprio. Ma proprio scialli. Arrocco corto. Bam. Ok. Tocca a noi. Che si gioca? Cavallo C3. Ah, sai che il cavallo non lo metterei in C3, Fiere G5, cattivissimo, non è male. Non è male. Non è male alfiere G5. B3 addirittura. B3 però ci rimane incastrato l'alfiere. Aspetta che avvicino qua, se no... Alfiere G5, alfiere G5. C3 non piace a nessuno, C3 ragazzi. Più che altro per creare un posticino per il nostro alfiere bianco. Alfiere G5, va bene, se tutti volete alfiere G5 si fa, no problem. Mi sa che la maggioranza dice alfiere G5, facciamola, facciamola. Tac, alfiere G5. Chiaramente H6, queste sono mosse che si fanno. Tieni conto che adesso che il centro comunque è abbastanza chiuso, qui il nero potrà spingere poi anche G5, non lo so.
non lo so, alfiere H4. Alfiere H4, cambio, dice qualcuno. C3 e prepariamo D4. Bisogna adesso però salvare l'alfiere, ragazzi, Bisogna salvare l'alfiere. Ragazzi, quanti vogliono cambiare e quanti vogliono ritirarlo in H4? Tra l'altro non so anche quanto convenga cambiare, onestamente, poiché abbiamo i pedoni disposti sul bianco e questo alfiere nero è molto forte. Cambiarlo, non so, non mi piace molto come possibilità, anche se in realtà un alfiere nell'angolino, un G3, non so poi quanto potrà fare, onestamente. Sì, si sviluppa in modo strano. Aiutatemi ragazzi, che qui il tempo corre. In E3 non va bene? In E3 è un po' pericoloso. Ritirata? Dai, ritirata ragazzi. Facciamo ritirata. Ritirata. Se ritiri prende l'iniziativa. Cambia l'alfiere bianco, qualcuno mi dice. Cambiare l'alfiere bianco. Vabbè, dai ragazzi, facciamo. Ah, che brutta questa. Il cavallo è inchiodato. Eh sì che è inchiodato, sì. Va bene ragazzi, dai, facciamoci una ritirata strana. Chiaramente D6. Ora poi potrà in futuro giocare G5, l'alfiere va qui e saremo un po' chiusi. Questa era prevedibile, ce la dovevamo aspettare. Però penso che la situazione sia buona, ragazzi. Se riusciamo a preparare anche una spinta come, non so, F4, penso che ce la possiamo fare. Cavallo C3, pedone C3. Volete giocare col cavallo in C3 o volete fare la classica manovra torre in E1, cavallo in D2, cavallo in F1? Ditemi voi. Donna C1 è carina, non so se si gioca in queste situazioni, ma è carina. Cavallo C3, alfiere B3, alfiere B3, torre N1, H3, anche H3 è anche una mossa che si gioca. H3 per evitare giustamente il suo alfiere. Però H3, fatemi pensare un attimino, a seguito di G5, alfiere in G3, cavallo in H5, poi l'alfiere nostro sarà costretto ad andare in H2.
Dai ragazzi, datemi una bella idea, datemi una bella idea, non troppo suicidi come cavallo G5, che stiamo giocando contro il computer, vi ricordo. Allora, facciamo anche alfiere B3 è una mossa che si gioca, però a questo punto, prima di giocare alfiere B3 potremmo giocare prima C3. C3, donna di 2, D4, qualche coraggioso dice cavallo di 2. Sì, l'unica cosa, sì, sì. C3, dai ragazzi, andiamo di C3, così scongiuriamo tutte le entrate dell'avversario e prepariamo eventualmente un D4. Va bene, dai, C3, aggiudicato. Tra l'altro, poverino, non ho schiacciato il tempo, vabbè dai, ha perso un po' di tempo il computer, va bene così, tanto lui risponde all'istante. C3. Alfiere G4. Adesso un bel cavallo B di 2. Dai ragazzi, siamo in 400 collegati a live per battere questo dannatissimo computer. Dai, dai. H3 subito? H3 subito? Giusto. Giusto. H3 o cavallo B di 2? Cavallo B di 2. Tanto per H3 c'è sempre tempo. Facciamoci una mossa di sviluppo, va? Vediamo se non ci sia nulla di strano. Dai, dai, cavallo B di 2. Aggressivissimo, G5. Queste sono spinte che col centro chiuso si possono fare. Beh, direi che non abbiamo molta altra scelta. Va bene, va bene. Giusto? Ritirata, no? Mi sa che non c'è molto da fare, anche perché non ci sono ancora i termini per poter fare un attacco. E qui c'era il tempo ancora. Alfiere G3. La Madonna, che aggressività, B5. E su B5 alfiere C2, mi sa. Che aggressività, ragazzi, che aggressività. Sì, diciamo che noi siamo stati un po' passivi, eh? Giusto. Perché mi dimentico sempre, ragazzi? C'è qualcosa che... Adesso faccio la scaletta delle operazioni che devo fare. Alfiere B3, temo cavallo in A5. Mi sa che alfiere C2 è quella... Mirko, hai insultato la scheda madre. Alfiere C2, ragazzi, si va? Va bene, dai.
Qualcuno suggerisce pedone B4. Pedone B4. Non lo so, non lo so. No. Andiamo di C2. B4, intanto li ho consigliati B4. Devi dare un'occhiata, tenendo conto che purtroppo sto guardando la scacchiera al contrario, però B4. E se lui si sacrifica su F2, scacco? Beh, in teoria ci fa un favore, perché poi non ha più l'alfiere camposcuro. B4 interessante, però ragazzi bisogna valutarla bene, ma molto bene. D4. D4, qualcuno sta dicendo. Ma vale la pena giocare D4? D4, cambio. D4, cambio. No, perdiamo con D4 ragazzi, perché spingiamo, spinta di pedone, catturiamo di cavallo e questo cavallo è inchiodato. Sì, esatto. Esatto. No, ragazzi. Andiamo di alfiere C2, tranquilli. E buonanotte. Sì, dai. Sì, alfiere C2. Sarà passiva, ragazzi, eh? Cioè, rispetto a D4, B4 sarà passiva, ma almeno... Cavallo in H5, la prossima spinge anche F5, qui ci distrugge, ragazzi, qui ci distrugge. Ok, ok. Giusto, ragazzi, ricordatemelo sempre perché qui... no, H3 ora non conviene, H3 ora è meglio di no. B4, B4 è carina. B4 è carina. No, H3 ragazzi, ora mi sa che non si può giocare, perché ci prendiamo una bella impedonatura. B4, B4. Purtroppo ragazzi H3 non funziona perché su H3 lui ci cattura l'alfiere e poi c'è la ritirata dell'alfiere in H5 e siamo ancora inchiodati. Quindi mi sa che B4... Ah, tra l'altro, B4 mi sa che è quella giusta. H4 suggerisce qualcuno, ma c'è sempre lo stesso problema, anzi, qui perdiamo proprio un pezzo pieno perché cattura, non possiamo catturare col pedone in F perché c'è l'inchiodatura. B4, donna E2, che situazione un po' del Kaiser, ragazzi. Donna E1, ecco, forse donna E1, forse è meglio donna E1. Così ci schiodiamo, ragazzi. Però non so quanto possa servire la donna da E1,
Torre 1, oh ragazzi, siamo in 500 live. Grandi. Cavallo B3 dice qualcuno. Cavallo B3, non lo so, non lo so. Tanto questo alfiere si può ritirare fino in A7 e la diagonale ce l'avrà sempre. O troviamo il modo per spingere di 4 e mi sa che è possibile solamente tramite donna E1, donna C1, schiodandosi un pochettino. Ci schiodiamo, ragazzi, la spostiamo da qualche parte questa donna? Perché adesso è un bel casino. Qualcuno suggeriva anche re H1, così a seguito della cattura potremmo catturare anche col pedone in F e aprire la nostra colonna di torre, perché adesso se cattura col cavallo siamo costretti a catturare col pedone in H, che non è male, pedone in H supporta la spinta comunque in futuro di F4, quindi non è male. Donna in E1, alfiere in E4 non ci può andare, mi sa. Pedone B4. La colonna F è bella per la torre. Alfiere B3. B4, toglie l'alfiere. Questo alfiere rimane sempre su questa diagonale. H4 perdiamo un pezzo con H4. Su H4 il cavallo ci mangia l'alfiere e non possiamo rimangiarlo perché questo pedone è inchiodato dall'alfiere. Va bene ragazzi, qui ci sono pareri un po' discordanti. Alfiere B3 non lo so, dato che abbiamo giocato prima alfiere C2. A4, oh, A4 è bella aggressiva. E se spinge? Donna E2, donna E2. Ragazzi, dai, prendiamo una decisione, sennò qui è dura. Qualcuno dice cavallo B3 e poi si spinge D4. E con questo cavallo inchiodato, sai che paura a fare queste operazioni? Allora, facciamo così. Intanto spingiamo B4, così prendiamo un po' di controllo, non dico sul centro, ma sul semicentro. E poi troviamo il modo per spingere D4, perché adesso se lui toglie l'alfiere, toglie il cavallo, C5, cioè qui ci distrugge. Qui ci distrugge. Facciamo così, facciamo B4, tanto è una mossa che insomma non crea particolari danni. Alfiere B6 e tocca ancora a noi e praticamente siamo alla stessa, alla stessa situazione di prima. Alfiere B3, no, è buona alfiere B3. Non mi convince perché abbiamo perso un sacco di tempi con quell'alfiere. Probabilmente si può rigiocare alfiere B3, così si impedisce anche F5, ma basta in realtà che lui toglie il re e lo mette da qualche parte. Donna C1. Donna E1, cavallo B3. Dobbiamo scegliere come giocare, ragazzi. O togliamo la donna. Donna B1, addirittura qualcuno suggerisce. Torre E1. La torre per ora sai che la lascerei sulla colonna F, perché mi sa che prima o poi quella, quella colonna si apre. Torre F1, A4, via la donna, stiamo giocando senza un cavallo. Sì, dai ragazzi, togliamo la donna, va? Ce la togliamo?
La mettiamo in... Oddio, non so che utilità possa avere la donna in C1. Donna in E2, dopo alfiere in D1. Non lo so. Dai, togliamo la donna, ragazzi. Donna E1. Vediamo se ci sono qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano dopo donna E1. Donna E1. Vediamo da qui. Io ho la visuale dal nero, quindi posso vedere meglio gli attacchi del nero. Qualcuno dice donna B1. Donna B1. Probabilmente non è male donna B1. La vedo un po' fuori dai giochi, però anche donna E1 in effetti... Dite voi ragazzi, dove la piazziamo questa donna? Anche perché bisognerebbe mettere in comunicazione le torri il prima possibile. Donna E1, B1, B1, E1, E1, C1. Siamo unanimità, direi. Allora, facciamo così. Facciamo così. Da B1, finché non si spinge qui, non succederà mai nulla su B1 e non servirà a nulla. Da E1, se non altro, tiene qui e può facilitare queste spinte qua. Dai, giochiamola in E1 per ora. Non so se è giusta, ma la giochiamo. Mamma mia, che brutta. Che brutta! E infatti lui ora si schioda da una possibile... Re G7. Re G7, quale può essere l'idea? Di portare la torre su H8 e spingere? Qual è l'idea? È quella di appunto di evitare un alfiere B3 e quindi di spingere con F5? O è semplicemente una mossa d'attesa? Allora, siamo con una torre intrappolata, un alfiere intrappolato, un alfiere che non sta giocando, un cavallo che non va da nessuna parte. Lui ha un alfiere molto tagliente. In realtà anche questo suo alfiere non è che faccia granché. Ecco, qui potremmo valutare magari una spinta su A4, provare a giocare un po' sull'ala di donna. A4, non lo so. A4, 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 D4, qualcuno dice ora D4, vediamo se si può giocare D4. Sai che non lo so, che si può giocare D4. C4 qualcun altro dice, ma io giocherei prima 4 e poi anche C4 si può fare, anche se gli lasciamo questo buco enorme. H4 perdiamo sempre un pezzo, ragazzi. H3 no, e ci cattura l'alfiere con H3. Si cattura l'alfiere, impedonatura, sì, apriamo la colonna F, però non so quanto... Sì, appunto, anche con H3 perdiamo sempre il pezzo, ecco. Perdiamo sempre il pezzo anche con H3, in effetti. Finché non togliamo il re e lo mettiamo in H1, perdiamo un pezzo. Cavallo B3, A4. Il cavallo, purtroppo questo cavallo qui sostiene questo cavallo. A meno che non ce ne frega nulla dell'impedonatura, cambio, niente, sto pedone che ci fa qua.
Re in H1 dicono molti, potrebbe essere Re H1, però ci sono possibilità di attacchi sulla colonna H, che è Re H1, Torre H8, alfiere B3, A4, A4, vai ragazzi, A4, tanto c'è sempre tempo per togliere il re, andiamo cattivi, via, via, A4, prendiamo spazio, ta 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 ta, ragazzi volete sapere che mossa ci ha fatto? Ta 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 ta, e si minaccia di spingere in F4. Siamo costretti a cambiare. Siamo costrettissimi a cambiare. Mi sa che non ce n'è, non ce n'è, bisogna cambiare. Giusto. Grazie Andrea. Dobbiamo cambiare ragazzi, non ce n'è. Grazie ragazzi, sì, ho schiacciato. Cambio, cambio, cambio. Ragazzi, H4, H3, perdiamo un pezzo sempre. Ve lo faccio vedere una volta così siete contenti. H4 e non ci può catturare l'alfiere perché questo pedone è inchiodato. Quindi non si può per ora spingere, non si può spingere nulla. Come cacchio erano quei pezzi? Erano così. Erano così. Quindi non possiamo spingere né H3 né H4. Ok, facciamo che cambiamo, Cambiamo che qui, se questo pedone avanza è la morte, è la morte più totale. Ok, ci ha cambiato l'alfiere e adesso siamo costretti a catturare con questo pedone. Ok, siamo in parità di vantaggio, abbiamo dato un alfiere per un cavallo, però era diciamo il nostro alfiere cattivo, chiamiamolo così. Ora lui però ha la coppia di alfieri, che è un vantaggio interessante. Siamo a 600 live, ciao 600 amici scacchisti, aiutateci a vincere questa partita. Ok, dai, non è tragicissima. Sicuramente se analizziamo questa posizione dà un vantaggio al nero, ma non è tragicissima. Pensavo peggio. Ok, dobbiamo vedere un po' come fare. Come fare. Dobbiamo vedere un po' come fare qua. Giusto. Oh ragazzi, ci avrò qualche problema psicologico che non provo mai il tempo. Che facciamo? Che facciamo ragazzi? Cambiamo le torri, la sua donna va in A8. Potremmo anche farlo, Potremmo anche farlo. A5 dice qualcuno. E se, fatemi vedere, cavallo in D4, c'è qualche controindicazione sul cavallo D4? Mi sembra buona. Sì, in D4, cavallo in E4, scusate. Cavallo in E4, spinta, spinta, sulla spinta, sulla spinta non possiamo venire qua. Sì, su questa mi sa che c'è questa. Che credo sia un problema, C4. C4 gli lasciamo il centro, ragazzi. C4 è troppo debole.
A5, perché non il cambio? Non vi piace? Piglia il cavallo con l'alfiere. Piglia il cavallo con l'alfiere. Non lo vedo. Donna in E2, questa povera donna per tenere qui. Tra l'altro noi non possiamo mai spingere questo perché abbiamo l'alfiere sospeso. D4, scacciamo via l'alfiere. Non si può scacciare, ragazzi. Come si fa a scacciare? A per B dice matematica semplice. A per B, donna B1. Donna B1 è carina adesso. Ha un senso. Però siamo sempre lì. Quando è che lo spingeremo questo pedone? Donna B1, cioè qui succede il disastro. Cambio, abbiamo un po' il pedone isolato. Ragazzi, abbiamo mezz'ora sull'orologio, mezz'ora, non so se voi riuscite a vedere dalla camera. A5, A per B? Dai, cambiamo, ragazzi. Allora, se arriviamo in un finale, immaginiamo di svuotare la scacchiera, di togliere tutti i pezzi, di rimanere solo coi pedoni. Se arriviamo in un finale, qui la situazione è buona, qui in teoria non può creare il pedone passato. In teoria, ragazzi, se riusciamo a fare una patta io sarei anche felice. Dai, ragazzi. Pedone per B5. Va a fan bagno. Sì, pedone per B5, va bene. E chiaramente pedone per B5. Ok, adesso o cambiamo la torre o togliamo la donna e la mettiamo, dove la mettiamo in E2? La mettiamo in E2 e prepariamo, che prepariamo? Che prepariamo, ragazzi? Siamo ingolfati, non si può preparare nessun attacco sull'ala di donna. Cambiamo donna in A8, donna in A3 e inizia a darci un po' di noia. Donna in A3, donna B1. Ragazzi, è interessante la situation. È interessante la situation. Cavallo B3, dice qualcuno. Cavallo B3 con l'idea di cavallo B3 perché cavallo B3 per mettere poi la donna in D2? Beh, non è male. Non è male. Qualcuno dice donna in E2. Cambiamo le torri, cavallo B3. Cavallo B3. Fammi vedere se ci sono delle controindicazioni sul cavallo B3. Pedone in C4 la vedo un po' troppo avventurosa e poi ragazzi noi non dobbiamo lasciargli il centro, mai e poi mai, a parte che dopo un eventuale cambio non possiamo catturare di pedone. Cavallo in E2, donna in E2, cavallo in E4. Cambio di torri. Con cavallo in E4 con cui si posiziona anche se spinge. Dove andiamo poi? Cavallo in E4 spinge. Dove andiamo? In C5? C5 poi perdiamo quel pedone, lo perdiamo prima o poi perché non abbiamo più l'alfiere scuro. Quindi questa mossa qui onestamente mi fa un po' paura. Donna in A4, donna, cambio. Potremmo cambiare e poi cavallo B3. Tanto penso che
la sua donna da qui, l'unico fastidio che ci può dare è andare in A3, ma nel momento in cui mettiamo il cavallo in B3 e donna in D2, cavallo B3, spostiamo l'altra torre in A1 e siamo forti. Sai che la sua donna gliela farei mettersi qui? Tanto nel momento in cui è qui la donna, l'unica cosa che c'ha è andare lungo la colonna. Infatti, l'idea è quella di mettere in comunicazione le torri. Dai ragazzi, facciamo così. Allora, in teoria il piano regge. Siamo 700 schecchisti in diretta. Ciao a tutti ragazzi. Allora, cambiamo. Torre per torre. Donna per torre. Ora abbiamo detto cavallo B3, vediamo se il piano regge. In teoria l'idea è questa, cavallo B3. Vediamo se ci sono dei tatticismi, perché con questo alfiere sospeso i tatticismi sono sempre dietro l'angolo. Più che cavallo B1 io lo metterei in B3. Ah, qualcuno propone anche donna A1 subito, però poi senza le donne dobbiamo capire solo come... no, mi sa che per ora le donne ci servono, ci servono, sì, 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 sì. Cavallo in B3, dai. Cavallo in B3, donna in A3, donna in D2. Secondo me siamo messi bene. Facciamo. Cavallo B3. Fai vedere se ci sono spinte o cose varie. Cavallo B3. No. Cavallo B3, donna in A3, donna in D2, torre in A8. No, fa niente. Con attacchi e raddoppi qui non fa niente. Dopo che la nostra donna sarà in D2, spinge in D5 perché lo potrà fare, torre in E1, spinta, no, qui teniamo. Allora, cavallo B3. Ha fatto tutt'altro di quello che avevamo detto. Donna in E8. Donna in E8 con l'idea di andare in H5 e su H5 che fai? O di supportare, di andare in G6. Così ci inchioda definitivamente questo pedone. Furbacchione. Tempo, giusto? Ragazzi, con donna G6 ci vuole fregare mica male, mi sa che a questo punto neanche donna B1 può fermare quella roba lì. Neanche donna B1, e questa, donna B1, questa, e non possiamo mai spingere, perché ci frega. Questa è qua intanto, e questa è qua. E che facciamo? Facciamo donna di 2. Donna di 2. E prima o poi lui... Dai, facciamo... Che facciamo, ragazzi? Pedone in D4, perdiamo l'alfiere. Pedone D4, spingi, poi pedone in G4. Pedone in G4. Donna di 2, vai, donna di 2, aggiudicato. Ragazzi, qui perdiamo per il tempo. Donna di 2. Donna G6.
come immaginavo. Donna G6, ragazzi, è un bel casino. È un bel casino. Ora, tra l'altro, adesso ho il super controllo qui e se spinge qui, col cavallo dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo qua, perché abbiamo l'altro cavallo. Cambio, impedonatura. Torre in E1. Torre in E1 forse è l'unica che tiene un pochettino, ma siamo praticamente che non abbiamo più mosse possibili. Non lo so, ragazzi, ditemi voi. Ditemi voi. Ah, tra l'altro, tempo. Cavallo C1. Cavallo C1 per tenere qui. Più che altro questo cavallo avrebbe bisogno di una bella risistemazione. Che tipo qui. Possiamo arrivare qui con un cavalluccio? Tac. Tac. No. Tac. Ragazzi, la vedo buia. Ah, cavallo in A1. Cavallo in A1. Cavallo in A1 per liberarci di tutta questa questione qui. Però comunque spingere in D4 col cavallo in A1 è difficile. Torre in C1 è una mossa un po' difensiva, più che altro... Ah, torre C1. Torre C1. Spinge. Qui ci fa male, se spinge ci fa male. Se spinge ci fa male, ragazzi. Torre in E1, torre in A1, con l'idea di venire qui, non facciamo nulla, mi sa. Non facciamo nulla. Oppure torre in A1, con l'idea di supportare questo, cambio col cavallo probabilmente, pedone passato, alfiere qua, non lo so ragazzi, ditemi voi, sono un po' nella merda. Tu eri qua e tu eri qua. Alfiere in B1, poi spingi in D4. Ragazzi, il problema non è tanto ora, cioè il problema è questa spinta qui adesso. Questa spinta qui ci fa male. Ci fa male, tanto male. Catturiamo. Si cattura. Si cambia e donna al centro. E abbiamo poi questo pedone che è debole. Cattura, donna al centro, torre in E1, boh, ditemi voi, faccio quello che dite, erano così, tu eri qui e tu eri qui. Mi sa che torre in E1, ragazzi. Torre in E1. Vai, torre in E1. Penso e spero sia buona. Torre in E1 a questo punto non è più difeso. Qui c'è un alfiere torre che possono andare qui, Se ci fa togliere il cavallo, tac, poi ci spingiamo, questo cavallo lo togliamo, questo alfiere sacrificio, c'è questo. Oddio, torre per pedone resto, non è che è male, però... Aiuto! La si fa a torre 1? La si fa che si lascia il punto F2 da solo? Pedone G4 gli diamo in sacrificio così un pedone a gratis. Regina in E2.
Regina in E2, dice qualcuno. Ah, torre in E8. Torre in E8 ci fa danni, ci fa danni. Torre in C1 è un po' passiva, ragazzi, un po' passiva. Non lo so, non lo so. Chiedo l'aiuto del computer. Non lo so. Cavallo in poi scacco la regina, cavallo in H2. Cavallo in H2? Cavallo in H2 e dopo questa? E dopo questa? Torre C1. Torre C1 è passiva. Oh, se no facciamo torre 1, buonanotte. Torre 1 lasciamo a questo punto debole. E qui torre alfiere. Seguito della spinta. Della spinta. Cattura, cattura, cattura. Spingi. C'ho paura di quella torre 1. Vabbè, facciamo ragazzi, non qui perdiamo per il tempo, ma questa qui la pagheremo cara su F2. Già lo so, già lo so. Re H7 ragazzi. Mossa che mi ha lasciato stupito. Questa credo sia sempre per voler spingere qui e togliersi da eventuali scacchi. Qui sarebbe bello entrare in una bella torre in settima, però non possiamo fare niente. G4. A tutti mi consigliate il G4, ma si può fare il G4? C'è qualche tatticismo che mi sto perdendo? Cosa succede sul G4? C'è qualcosa che mi sto perdendo? Lui cattura. E ora? Illuminatevi, ragazzi. E ora cosa facciamo? Una volta che lui ha catturato il pedone, che si fa? Cioè, non capisco il motivo di questa spinta. Cavallo in A1, è un po' passiva. Siamo 800 ragazzi, 800 scacchisti. Ragazzi, faccio appello se c'è un maestro di scacchi fra gli 800 scacchisti in diretta, dateci una mano. Dateci una mano. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Abbiamo 15 minuti sull'orologio. 15 minuti sull'orologio. Pedone G4. Ah, dite G4 e poi D4. E se lui se lui semplicemente fa questa, come rispondiamo? Spingiamo? Non lo so, non mi è chiara la continuazione dopo questa. Dopo questa, non lo so ragazzi. No, c'è qualcosa che non va, questo era qua. Non ho idee, non ho proprio idee, non ho piani di gioco buoni.
Cavallo in A5. Re in F1, a meno che non facciamo una mossa un po', sì, anche se è un po' un suicidio, andarsi a mettere sulla colonna F. C4 non si può fare, ragazzi. 13 minuti, ragazzi, giochiamo qualcosa, dai, se no perdiamo per il tempo. Dai, giochiamo qualsiasi cosa. Torre N2? Va bene anche Torre N2. Torre N2 con l'idea di non fare nulla, probabilmente, di attendere. E buonanotte. E buonanotte. Tac, tac. Ma senti un po', ma se adesso noi, dato che questo cavallo non ci serve più a difendere, a tenere qui, perché tanto non può spingere, se questo cavallo in B3, che onestamente non sta facendo nulla in questo momento, lo ricollochiamo da qualche parte, tipo, non può andare da nessuna parte, non può andare da nessuna parte, tipo cavallo C1, cavallo N2, e ando vai, ando vai, ando vai. Cavallo in A1, ragazzi, non ci andiamo solamente ad ingolfare. Cavallo in A5, perdiamo un pezzo, cioè un pedone. Donna E2, e c'è torre in E8. Dai ragazzi, non siamo messi male, che non sappiamo cosa giocare adesso. Il problema è che non riusciamo mai a fare questa spinta liberatoria, è lui quello che vuole, cioè lui vuole questo proprio. Vuole proprio questo, a meno che non facciamo... non si può fare. Sta casa è super controllata, 1, 2, 3 volte, 1, 2, 3 volte, cattura, 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 cattura. Dovremmo riuscire a fare quella spinta. G4 funziona dopo 4 mosse. Ragazzi, illuminatemi con G4. Sì, esatto, siamo in Zuzbang, in pieno mediogioco. Allora, illuminatemi con G4. Se mi fate vedere la sequenza di G4 io la gioco. G4, abbiamo detto. Lui cattura e noi giochiamo D4. Lui si difende con l'alfiere, dopodiché cosa succede? Catturiamo col nostro alfiere? Ditemi. Poi prendi il pedone e scacco di donna. Ditemi cosa succede ora. Cambio, 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 cambio. Attenzione che se togliamo questo cavallo, batteria su F2 e alfiere su F2. Non lo so ragazzi, non lo so. Ora qui l'impresa è riposizionare sti pezzi. Avete capito perché non mi convince? Tu eri qua, tu eri qua, tu eri qua e tu eri qua. 9 minuti, 9 minuti. Alfiere B1. Alfiere B1 che lascia in sospeso questo cavallo.
Non lo so. Non lo so. Donna C1, cavallo di 2. Ah, qualcuno ha detto una bella combinazione. Donna C1, cavallo di 2, torre in E4, sacrificio di qualità. Quindi qualcuno dice donna C1. Il problema è che mi sa che non abbiamo il tempo per fare queste cose. Non abbiamo il tempo per fare queste operazioni. Su donna C1, a parte che cattura subito qua. Non si può. Raga, Oh, faccio una roba qualsiasi. Faccio una roba qualsiasi. Faccio. Decido io per tutti, va bene così. Va bene così. Faccio. Non prendetela con me. Gioco, non lo so, siamo veramente in Zuzvan. Gioco, sai che ti dico? Gioco torre 2, vaffanbagno. Torre 2, così. Torre 8. E se ora donna e 1, come la vedete? Donna e 1. Cavallo in E1. Adesso ha supportato proprio questo. Cioè, ha supportato proprio questo. Adesso ci vuole giocare questo. Ce la giocherà. A meno che giochiamo veramente cavallo in E1 per togliere poi questo attacco sul cavallo che noi possiamo spingere su D4. Quindi potrebbe essere cavallo E1 come ha suggerito qualcuno. Cavallo D4. Ma dopo i cambi abbiamo questa situazione qua. Non lo so, ragazzi, no? Questa situazione qua non è che mi piacerebbe tanto. Sì, semplifichiamo, per carità. Semplifichiamo, però non te lo so dire se va bene. Quindi ah sì, D4, si potrebbe giocare D4. D4. Cambiamo tutto. Vediamo se c'è qualche tatticismo su D4. Vediamo se c'è qualche tatticismo, ragazzi, aiutatemi a vedere se c'è qualcosa qua, dopo tutti sti cambi. Cambio. Ma sì, raga, facciamo D4, anche perché onestamente non è che abbiamo tante alternative. D4, via, andata. D4. Re G7, attenzione, ci sorprende con mosse passive. Oh raga, o adesso mai più. Che cosa facciamo? Cambiamo sto benedetto alfiere del Kaiser? Glielo cambiamo?
Che si fa? Che si fa? Cambiamo? Potremmo anche cambiare, onestamente. Cambio di cavallo, ma sai che è una bella cambiatina, però voglio capire se è meglio prima cambiare l'alfiere, però no, forse no, perché gli attiviamo la donna. Gli attiviamo la donna, cambiamo, va. Se spingo cavallo qui, no. Cambiamo i pedoni. Ho cambiato l'alfiere. Spinta per toglierci il cavallo, potremmo cambiare la donna, potremmo cambiare sicuramente la donna, potremmo cambiare la donna e sul cambio di donna potremmo abbiamo la nostra torre poi inchiodata. E vabbè, dai, si fa. Cambio i pezzi, scacco, cavallo H4. Va bene, ragazzi. Va bene. Sì. O cavallo H4 subito. Però io cambierei, dai, cambiamo, ragazzi. Cambiamo la donna. Donna cambiata. Pericolo scampato. Re qua. Cavallo in H4. Ok. Re in F7. Oh, siamo rientrati in partita, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pedone in più, tra cui uno che non serve a nulla totalmente. Questo pedone è fortissimo. E abbiamo questa torre che è sospesa. Tempo. Potremmo spingere cambiando anche le torri. Potremmo spingere e se invece catturo no, non c'è la magia. Vai ragazzi, abbiamo 2 cavalli nel finale, dai. Qualcuno dice cavallo F5. Carina cavallo F5. Cavallo F5 è carina, ragazzi, Qualcuno suggerisce F4. E se non, il problema è che se non cattura, se non fa la presa al varco, abbiamo poi un pedone in meno. Cavallo F5, dai, cavallo F5 mi piace, cavallo F5, re G6. E dopo? Dopo questa? Ritorniamo qui? Cavallo F5. Non so, ditemi voi ragazzi. F3 probabilmente, F3. Il problema è che se poi lui non si fa catturare facciamo sta roba qua. Facciamo la fila indiana, facciamo. Ragazzi, mamma mia, che situazione del Kaiser. Facciamo i 3 porcellini. Raga, cosa facciamo? Dai, tanto qui ormai abbiamo perso, manca un minuto sull'orologio. Ah, tra l'altro F3 è inchiodato, non ho neanche visto. È inchiodato F3, quindi dovremmo togliere prima il re.
Che tra l'altro non sarebbe male mettere il re in F1 che protegge la nostra torre, onestamente. Non lo so. Ah sì, era qui il re nero, hai ragione. Hai ragionissimo, era qui il re. Perso per il tempo. Vabbè, supponiamo di andare avanti senza tempo e senza ansia. Qui potremmo... Boh ragazzi, veramente non so cosa giocare in questo caso. Potremmo... Torre in E4, dice qualcuno. Non lo so. Questo cavallo, questo maledetto cavallo, che non sta a fare nulla, non sta facendo nulla. Cioè sarei anche felice di cambiare tutto, eh. Poi si gioca con un alfiere nero che in realtà non sa dove andare. Dico bene? Certo che dico bene. Questo cavallo si toglierà, spingerà in C5. Noi saremo costretti a cambiare o se non cambiamo poi c'è l'alfiere nero sul nostro pedone in B4. Non lo so ragazzi, questo è da analizzare al computer, questo finale qua. Torre in E4 con l'idea di fare questa e su questa non lo so, ragazzi, non lo so. Qui io avrei chiesto una bellissima patta. Se non fosse che non si può fare, o forse sì, vediamo se si può fare opzioni. No, c'è solo arrenditi. C'è solo arrenditi, non c'è offri patta. Non c'è neanche la possibilità di chiedere aiuti, non posso fare nulla. Niente. Facciamo un po' di attacchi a caso, ragazzi. Allora, facciamo che la partita è finita qui. Ci siamo difesi bene. Abbiamo un pedone in più che adesso se ne andrà a fare il bagno. Facciamo che quelli che cambiano tutto, anche se questo pedone è preziosissimo, facciamo quelli che cambiano tutto. Oppure re F1, gli attiviamo il cavallo. Facciamo quelli che cambiano tutto. Facciamo una roba di questo tipo. No, non la voglio fare. No, 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 no. Non lo so, ragazzi. Boh, non lo so.
se qualcuno si segna la posizione, poi la si analizza al computer e si vede come si può continuare, così non saprei veramente come si possa minimamente giocare. Torre in E2, qualcuno dice torre in E2. Ah sì, giusto, la torre era qua, che pirla. Ok, la torre era là. Non so come si gioca. Non lo so. E se noi... No, non lo so. Il problema è che, ragazzi, se facciamo questa, c'è questa. Torre in E4, re in F6. Boh, dai, proviamo a fare un po' di mosse a caso, perché tanto da qui non ci muoviamo più. Allora, torre 4, qualcuno ha suggerito. Questo era così. Era così e tu eri qui. Da qui qualcuno ha suggerito torre 4. Torre 4. Ah, c'è questa. C'è questa su torre 4. E questa perdi al 2000%. C'è questa, che scemi. Boh, non lo so, raga. Questa è... non lo so, ragazzi. Segnatevi questa posizione, per favore. Eravamo così. E poi la analizziamo al computer e vediamo come si potrà giocare in questa posizione col bianco. Comunque devo dire che abbiamo giocato bene, dai, cioè siamo arrivati in un finale probabilmente, forse pari. E c'è da dire che questo suppedone è fortissimo. Qui abbiamo un pedone potenzialmente passato, ma non si sa come sfruttarlo. Quindi non lo so, ragazzi. Dai, e niente, ci aggiorniamo al prossimo incontro. Io vi ringrazio per essere stati così numerosi, abbiamo toccato appunto una punta di quasi 850 persone. Se arriviamo a 1000 la prossima volta, sono la persona più felice del mondo. E grazie veramente a tutti quanti per aver detto la vostra. Io spero di avvisarvi per tempo la prossima volta che ci sarà una live, ma diciamo che mi sveglio la mattina, voglio di fare una live, la faccio senza programmare. Però veramente grazie mille, ragazzi. Ci vediamo, ora termino la diretta. Ciao a tutti, ciao!